Ciao, allora, questa sera volevo appunto parlarvi della festa del San Martino. San Martino, 11 novembre, a Venezia si festeggia piuttosto allegramente, diciamo, perché c'è una lunga tradizione. I bambini piccolini delle elementari, dell'asilo, vanno praticamente casa per casa a battere il San Martino. Cosa vuol dire? Con delle pentolone, con dei mestoli delle cose con delle appunto queste pignate di tutti i tipi, questi poz vanno praticamente casa per casa facendosi appunto per aprire la porta ovviamente e le persone sanno appunto che devono dare dei dolcetti, devono dare delle caramelline, così ecco, dei soldini anche, perché no? E quindi i bambini sono contentissimi, cantano la loro canzoncina di San Martino. La cosa bella, ecco questo sì bisogna dirlo, la cosa bella è che è in dialetto. Di conseguenza è giusto le tradizioni, è una cosa molto carina, quello comunque di parlare un pochino proprio dialetto, perché tante volte, ecco, Eric Chioba aveva fatto un bellissimo video tag dove appunto, no, non era forse un videotag, no, era proprio un concorso dove le ragazze dovevano truccarsi nel loro dialetto, non era il videotag, no, no, dove le ragazze dovevano truccarsi nel loro dialetto e veramente sono venute fuori delle cose esilaranti, veramente esilaranti. Ecco, aveva vinto Nana, non so cosa, comunque Stefania, che io poi conosco, una ragazza bellissima, brava, parlava un siciliano improbabile. Poi per seconda era arrivata Daniela e Ciotolinx e anche lei col moroso hanno fatto delle scenette, mamma mia, fantastico. Queste due ragazze le conosco, ci messaggiamo e quindi veramente sono due ragazze fantastiche, hanno dei bellissimi canali, per cui forza Daniela, forza Stefania, che in quest'ultimo periodo vi vedo pochino sul canale. Forza ragazze. Vabbè, comunque, piccola parentesi, stiamo parlando del dialetto. Sì, appunto, sono le ragazze che, appunto, questi ragazzi, ragazzini, ragazzine appunto vanno in giro con questa canzoncina in dialetto. Ecco, si usa poi questo dolce, fare questo dolce appunto di pasta, appunto di biscotto, così, e la forma appunto di cavallo, appunto il cavallo di San Martino, ecco, dato la storia la sappiamo tutti quanti. E sopra, adesso la vediamo, insomma, ecco qua, si usa regalarlo sempre, quando sei bambina te lo regala il papà, dopo te lo regala il moroso, i mariti e compagnia cantante, insomma. A me l'ha regalato il mio compagno, ecco. Ok, eccolo qua, scartiamo il scartare i regali. Aveva ragione Lucy, anche a me non piace scartare i regali, fare quella faccia oh stupita, magari la cosa non ti piace. Mi piace né scartarli né che scartino i miei di regali. Eccolo qua, vedete, non so che si vede molto, ma insomma, eccolo qua, sì, ecco il San Martino, quindi qua, questa è la testa appunto del cavallo, questo appunto è la testa del San Martino, questo tutto, eccolo qua, il cavallo, ecco, pieno, avete visto, di caramelle, le caramelline, ecco, un piccolo particolare, con questo qua, veramente un cioccolatino, le caramelline, ecco, vedete? Ecco, noi usiamo questa cosa qua, fare questa festa, ma l'importante appunto, ripeto, è proprio questo discorso, portare avanti le tradizioni, noi, vabbè, le nostre tradizioni veneziane comunque, e il dialetto, che è peccato quando dice, ah, ma io proprio non lo so parlare, eccetera, eccetera, qualcosina, perché no? Sono le nostre tradizioni, ragazze, quindi è importante, è veramente, è fondamentale. Per esempio, quando, chi è che ha detto io non so parlarlo proprio? L'Alessia, ragazza di Novara, è Milale, una roba del 90, 80, no, 90, no, 87, no, 87, roba del genere. Comunque, la ragazza di Novara, quella ragazza molto alta, 1,87 m, bambina mia, ecco, quella dice, ah, io proprio non lo so portare, non lo so parlare il mio dialetto. Peccato, perché, ragazze, sono le nostre tradizioni. Comunque, grazie per chiunque voglia ascoltare il mio video. Vi ringrazio. Ciao!